e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Secondo omicidio in poche ore a Palermo, la vittima è un 34enne ucciso a colpi di pistola al CEP. Fermato per omicidio il 16enne che ha confessato di aver ucciso il vicino di casa a Palermo. La versione raccontata dal ragazzo di aver subito avanzi sessuali da parte della vittima non ha convinto gli investigatori. Mangiano tonne e finiscono in ospedale, 7 persone in osservazione, una in terapia intensiva. I carabinieri dei NAS sequestrano la merce in una pescheria. Ad Aci Castello nel Catanese è corsa contro il tempo per i danni del ciclone Harry. L'amministrazione è del via a interventi tampone sul lungomare. 180 studenti della provincia di Ragusa hanno sperimentato l'emozione del volo con un corso promosso dall'Aeronautica Militare con lezioni e attività pratiche. I Tiro Mancino tornano live con il Quando meno me lo aspetto tour, tra grandi successi e nuovi brani, attese le tappe siciliane a Catania e Palermo. Calcio, il Palermo perde 2-0 a Venezia, adesso la formazione di Inzaghi attenderà la vincente di Catanzaro Avellino per la semifinale play-off, il Catania a Veronello per gli ultimi giorni di ritiro. Secondo omicidio in poche ore a Palermo, la vittima è un 34enne ucciso a colpi di pistola in faccia al CEP, particolari nel servizio di Tonino De Mana. È stato trovato in auto con ferite d'arma da fuoco al volto e alla testa, adagiato sul sedile della sua Smart ferma in via Paladini nel quartiere CEP. È morto così a Palermo Placido Barrile, 34 anni, noto alle forze dell'ordine, il cui corpo senza vita è stato rinvenuto dal fratello che ha lanciato l'allarme. L'auto era parcheggiata davanti alla quinta circoscrizione a pochi passi dal murales dedicato a Totò Schillaci. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno solo potuto constatare il decesso. Sulla vicenda indagano i carabinieri che hanno sentito i familiari della vittima nel tentativo di risalire agli autori e quindi al movente. Già acquisiti filmati dei numerosi sistemi di videosorveglianza della zona. Placido Barrile nel 2014 era stato arrestato per rapina aggravata e lesioni personali. Secondo le accuse, insieme ad un 27enne, aveva colpito con calci e pugni un passante in via Arrigo Boito per rubargli un borsello ed un braccialetto in oro. È il secondo omicidio a Palermo in poche ore. E sempre a Palermo è stato fermato un 16enne che ha confessato di aver ucciso il vicino di casa. Non convince però gli investigatori la storia delle molestie sessuali come movente del delitto. Maglio Viola. È stato fermato con l'accusa di omicidio e trasferito nel carcere minorile Malaspina il 16enne che ha confessato l'omicidio del vicino di casa, il 69enne Pietro De Luca, infermiere in pensione. La storia raccontata dal ragazzo non ha infatti convinto gli investigatori. Circostanze e movente restano avvolte nel mistero. Il minorenne si è presentato intorno a mezzanotte alla squadra mobile di Palermo per confessare di aver ucciso l'uomo ed ha indicato dove trovare il corpo. Agli investigatori il ragazzino ha raccontato di essere stato invitato a bere qualcosa dal proprio vicino di casa mentre accudiva alcuni animali sul terreno del padre. Il minorenne dice di aver accettato una bibita alcolica proprio perché conosceva De Luca, ma poi sarebbero scattate le avance sessuali. Ne sarebbe scaturita una lite al culmine della quale il ragazzo avrebbe colpito l'anziano con un tubo trovato sul posto, uccidendolo. Dopo ore di rilievi però sono parecchi i dettagli che sembrano non coincidere fra il racconto del ragazzino e i riscontri di scientifica e analisi cadaverica preliminare del medico legale. De Luca sarebbe morto almeno 12 ore prima rispetto ai tempi indicati dal minore. Il ragazzo avrebbe poi mandato degli SMS alla moglie della vittima dal telefono della stessa vittima per non far insospettire la famiglia. Qualcosa non tornava già anche ai vicini di casa che si erano stranizzati nelle ore immediatamente precedenti alla confessione. A noi nel palazzo ci è sembrato strano, a quell'ora ancora qui nel terreno ci è sembrato strano, ma abbiamo pensato magari un malore, si è sentito male. Abbiamo sentito la moglie che gridava. Dice mio marito. Al vaglio degli inquirenti adesso il vero movente è la possibilità che il ragazzino possa essere stato aiutato da qualcuno. Mangiano tonno e finiscono in ospedale. In 7 sono in osservazione, 1 in terapia intensiva. Orazio Longo.
7 persone sono state ricoverate in diversi ospedali di Palermo colpite da intossicazione dopo aver mangiato tonno rosso. Il più grave si trova nel reparto di terapia intensiva all'ospedale Villa Sofia, gli altri sono in osservazione, in 3 fanno parte dello stesso nucleo familiare. Il sospetto è che il pesce potesse contenere un alto livello di istamina, una sostanza tossica che deriva dalla degradazione della carne del tonno, ma anche delle sarde, delle acciughe, delle sardine e dello sgombro, che a dosi elevate può causare la sindrome appunto detta sgombroide, che principalmente provoca mal di testa e prurito similmente a un'allergia, dopo aver mangiato pesce mal conservato affetto da una accelerazione nella decomposizione. Questo perché si interrompe in modo non corretto la catena del freddo che conserva il pesce dal mare alla tavola. I consumatori che hanno accusato i sintomi tipici dell'intossicazione si sono recati tutti al pronto soccorso. I carabinieri del NAS hanno individuato la pescheria dove è stato venduto il tonno. L'esercizio commerciale aveva distribuito oltre 200 kg di pesce tracciato. I militari del nucleo antisofisticazioni, insieme ai colleghi della stazione Olivuzza, hanno sequestrato un tonno che era pronto per essere messo in vendita. Ed è caccia alle armi usate nelle intimidazioni degli ultimi mesi nelle borgate di Palermo e torna in mente lo storico arsenale di Kalashnikov e dei Lo Piccolo mai ritrovato. Maglio Viola. Bottiglie incendiarie e Kalashnikov è un mix letale, quello entrato in azione ormai da 6 o 7 mesi fra Sferracavallo, Tommaso Natale e nell'intera area del mandamento mafioso di Resuttana San Lorenzo a Palermo. Le forze dell'ordine hanno imboccato una pista precisa per le indagini grazie anche alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, fra cui il video del danneggiamento a colpi di mitra nei confronti di un'auto rimessa lo scorso 9 di aprile. Gli inquirenti sono alla ricerca di un arsenale che rappresenta forse un mito di Cosa Nostra, le armi del clan Lo Piccolo. Nonostante la condanna degli anziani boss della famiglia, i Kalashnikov che costituivano quell'arsenale del gruppo armato di San Lorenzo, secondo i racconti dei pentiti almeno, non sono mai stati trovati. Intanto i cittadini chiedono più sicurezza. Ieri pomeriggio il Movimento 5 Stelle ha incontrato il prefetto di Palermo. Abbiamo chiesto un rafforzamento immediato dei controlli e l'istituzione di un presidio stabile delle forze dell'ordine nella borgata. Abbiamo trovato nel prefetto dottor Mariani grande sensibilità, ascolto e attenzione concreta. Il prefetto si è già attivato per avviare le necessarie valutazioni. È un segnale molto importante. Lo Stato è vicino ai cittadini di Sferracavallo. Nel frattempo serve il rafforzamento dei controlli interforze, visto che i commissariati più vicini si trovano a Pallavicino e a Mondello e la stazione dei Carabinieri ancora più distante forse a Isola delle Femmine. Scoperte dalla polizia 2 stalle abusive nel quartiere San Cristoforo di Catania. Ancora una volta è stata la segnalazione di un cittadino a permettere alle forze dell'ordine di fare la scoperta. È stata una donna a chiamare il numero unico di emergenza dopo aver notato 2 pony, li vediamo in queste immagini, costrette a trainare dei calessi, possibilmente per delle corse clandestine in mezzo al traffico veicolare nei pressi del cimitero di Catania. Giunti sul posto, gli agenti hanno subito individuato i calessi oggetto della segnalazione e nello stesso contesto vi erano dei giovani a bordo di scooter che alla vista della pattuglia hanno tentato di allontanarsi. Uno degli scooter bloccato dagli agenti è stato sottoposto al controllo, dal quale è emerso che il veicolo privo di copertura assicurativa era già stato sottoposto a fermo. I poliziotti hanno proceduto al sequestro del mezzo. Le successive attività scaturite dal controllo hanno poi consentito di individuare 2 stalle abusive nel quartiere San Cristoforo. Comuni siciliani ancora alle prese con i danni del ciclone Harry. Ad Aci Castello, nel Catanese, l'amministrazione ha dato il via a interventi tampone sul lungomare. Emanuela Corsi. Ci vuole del tempo, vediamo se ce la fanno, ma non ce la fanno. È corsa contro il tempo nei comuni del litorale ionico pesantemente danneggiati dal ciclone Harry per ripristinare le aree colpite dalle mareggiate e salvare la stagione estiva. Qui siamo sul lungomare Scardamiano di Aci Castello, che si presenta ancora così. Circa 1 chilometro di strada è ancora interdetto. L'amministrazione ha stanziato più di 400.000 euro di fondi per interventi di somma urgenza iniziati a fine aprile che però non convincono i residenti. Vorrei essere rassicurata sul fatto che questi lavori di ripristino, che sono di rattoppo, si vede anche il cemento al posto del basolato, le ringhiere, questo è il lungomare dei muretti, non è il lungomare delle ringhiere, quindi che venga ripristinata l'architettura originaria e vorremmo essere rassicurati su un intervento di riqualificazione fatto a dovere. La situazione in questo momento è ancora molto critica e soprattutto per la zona questa che c'è alle mie spalle del vecchio depuratore,
che è rimasto insomma così devastato. Poi c'è anche un problema igienico-sanitario. In tutta l'area vige il divieto di balneazione a seguito dello sversamento di reflui fognari dalla stazione di sollevamento del lungomare Ciclopi e l'odore di fogna è forte. Tutta l'estate ci sono 40 gradi, anche più in estate, stiamo con le finestre chiuse, perché aprire le finestre è impossibile. Nonostante i divieti, gli stabilimenti hanno iniziato i lavori in vista della stagione estiva. In mancanza di una progettualità, la paura è che uno dei lungomari più belli della costa rischia di rimanere definitivamente così. L'amministrazione penso che sicuramente si deve adoperare per un progetto di riqualificazione del lungomare. Cinisi ha ricordato Peppino Impastato, l'attivista ucciso dalla mafia il 9 maggio del 78. Si era opposto ai boss Badalamenti e alle sue trame del potere politico-mafioso. Marco Gullà. Il 9 maggio di 48 anni fa, mentre l'Italia era sotto shock per il ritrovamento a Roma del cadavere di Aldo Moro, a Cinisi, in provincia di Palermo, Peppino Impastato moriva a 30 anni, dilaniato dall'esplosione di una carica di tritolo posta sotto il suo corpo, adagiato sui binari della ferrovia. Ucciso per le sue denunce contro Cosa Nostra, si ribellò al sistema mafioso con coraggio e ironia, denunciando l'attività dei boss a Cinisi, in particolare quella di Tano Badalamenti. Lo fece attraverso la radio libera che fondò nel 1977, Radio Out. Cinisi ricorda Peppino Impastato con diverse manifestazioni. Questa mattina presidio davanti il casolare dove l'attivista fu ucciso. Lo ricordano così i suoi amici. Peppino era stato ammazzato dalla mafia in un modo barbaro. La mafia in genere quando vuole ammazzare qualcuno gli spara oppure lo fa scomparire. Peppino era diverso, Peppino era un militante politico e come tale a quei tempi doveva comparire come un terrorista. Quindi fatto saltare in aria e fare tutta la messiscena del terrorista che vuole fare saltare i binari. E poi c'è anche chi la sera prima dell'omicidio si trovava proprio in compagnia di Peppino Impastato. Ci fermiamo, c'è una pausa per la pubblicità, torniamo tra poco con altre notizie. «180 studenti della provincia di Ragusa hanno sperimentato l'emozione del volo con un corso promosso dall'Aeronautica Militare fra lezioni e attività pratiche». Veronica Barbarino. Il rumore delle pale che tagliano l'aria. Ragusa, Modica, Comiso e il mare visto dall'alto, l'emozione degli studenti. Il volo è andato benissimo, è stata un'esperienza bellissima e unica. Il volo è stato emozionante, è stata una cosa totalmente diversa a quello che eravamo abituati all'aereo di linea. 2 settimane in cui, dopo un'intensa formazione teorica e un test, si è passati all'attività pratica di avvicinamento al volo. I giovani hanno bisogno di conoscere nuove realtà. La prima fase teorica dove vengono date informazioni generali sul mondo del volo, che va dalla tecnica del volo alla meteorologia, a nozioni di meccanica, nozioni di come si porta un aeroplano, con un test finale. Dopo il test vivranno in primis l'ebbrezza del volo, guardando, ammirando dall'alto una delle più belle zone d'Italia. Il corso, gratuito e facoltativo, consente anche di ottenere punteggi utili per i concorsi in aeronautica militare, rappresentando un primo passo concreto verso una possibile carriera nel settore. Il mio sogno, diciamo, è diventare controllore del traffico aereo. Voglio proseguire in questo campo, voglio provare a diventare pilota. Un'esperienza che va oltre la didattica, diventando un'occasione concreta di orientamento per il futuro. Il tiro mancino, siamo agli spettacoli, arrivano in Sicilia con il Quando meno me lo aspetto tour, grande ritorno della banda di Zampaglione, 2 le attesissime tappe siciliane. Desiree Ferlito. Dipinsi l'anima su tela anonima e mescolai la vodka con acqua tonica. C'è una musica che non passa, che resta, e quando torna lo fa con ancora più forza. I Tiro Mancino riaccendono le emozioni e scelgono ancora una volta il teatro, il luogo più intimo per incontrare il pubblico.
Dopo il successo del tour celebrativo dei 25 anni della descrizione di un attimo, la band guidata da Federico Zampaglione annuncia Quando meno te l'aspetti tour, un nuovo viaggio musicale che attraversa l'Italia e arriva anche in Sicilia. È sempre bello suonare davanti al pubblico siciliano perché è un pubblico stimolante, un pubblico esigente, anche però anche molto caldo e comunicativo. È amore impossibile quello che mi chiedi. 2 tappe attesissime, il 15 maggio al Teatro Metropolitan di Catania e il 16 al Teatro Golden di Palermo. Ogni brano è un pezzo di strada, un'emozione vissuta e poi consegnata alla musica. È un concerto molto dinamico, un concerto che ha dei momenti più tirati, più rock, più ispirati al blues anche. E poi ci sono dei momenti più intimi. Riuscito a fare di una grande passione un mestiere, questo mi emoziona tutte le volte che Ci fermiamo, c'è ancora una pausa e poi torniamo con la pagina sportiva. Ed eccoci alla pagina sportiva, al calcio. Da domani il Palermo tornerà ad allenarsi in vista dei play-off. La sconfitta di Venezia è già stata archiviata. Domani al Barbera, seduta a porte aperte per i tifosi. Marco Gullà. Martedì sera il Palermo conoscerà il suo avversario per la doppia semifinale play-off. Catanzaro e Avellino si sfideranno in gara secca. La formazione irpina, se vorrà passare il turno, dovrà necessariamente vincere. Il Palermo attende e da domani riaccenderà i motori dopo la sconfitta di Venezia. La gara d'andata dei play-off è in programma domenica sera alle 20, fuori casa. Da domenica si parte un mini campionato e noi sappiamo dove vogliamo arrivare. A Venezia il Palermo ha perso, ma non ha comunque giocato male. Nel primo tempo ben 2 pali colpiti e altrettante occasioni mancate sotto porta. Ai play-off Inzaghi potrà contare anche su Vasic, trequartista che ha giocato poco ma che è pronto a dare il suo contributo anche a gare in corso. Noi siamo consapevoli di quello che ci aspetta. Una partita alla volta e ce la metteremo tutta per vincere. Domani al Barbera allenamento a porte aperte. I cancelli dello stadio apriranno alle ore 17, mentre la seduta di allenamento prenderà il via alle 18. I tifosi potranno seguire la sessione dalla curva nord, unico settore aperto per l'occasione. E il Catania affronta gli ultimi giorni di ritiro a Veronello, dove stamattina è previsto un test in famiglia. Fra poco più di una settimana l'esordio nei play-off. Sentiamo Marco Carli. L'importanza di avere una difesa granitica. Il Catania ha mantenuto la migliore retroguardia del girone, 25 reti subite. Solo il Benevento promosso è vicino ai rossazzurri, 28 reti al passivo. Le altre, compresa la Salernitana, sono a distanza siderale. Se si guarda dentro le cifre si nota una differenza sostanziale fra la media dei gol subiti fino alla 32esima giornata, quando il Massimino era un fortino totalmente inviolato. I rossazzurri avevano raccolto in fondo alla propria rete solo 18 palloni, poco più di mezzo gol a gara. Nelle ultime partite, considerando anche la parentesi Viali, i dati sono diversi. Dalla 33esima, quando cioè col Casarano gli etnei hanno subito la prima rete in casa, la media dei gol presi a partita è salita a 1,16, fino a raggiungere il gol e mezzo a gara nelle ultime 4. I numeri da soli non spiegano tutto, ma quando Toscano parla di certezze si riferisce sicuramente anche alla chiave difensiva. Se il Catania saprà ritrovare la solidità che nelle prime 32 giornate è mancata solo 2 volte, a Cosenza e a Potenza col Sorrento, saprà garantirsi una chiave importante per gli spareggi promozione. Certo, non c'è la sicurezza di Di Gennaro, ma soluzioni e interscambiabilità non mancano nemmeno nel reparto arretrato. Da Celli ad Allegretto, da Ierardi a Pieraccini, tutti giocatori adattabili, anche l'ultimo con caratteristiche di velocità che potrebbero renderlo utile pure al centro, dove possono prendere posto Miceli e Carnielutti. Tante soluzioni per un unico obiettivo, da coltivare insieme al resto della squadra, compreso ovviamente un portiere come Dini, spesso autore di ottime parate. Chiudere la porta per play-off più sicuri. Ed è tutto per questa edizione, grazie per averci seguito. Vi lascio adesso alla rassegna stampa condotta da Emanuela Corsi. L'informazione torna come sempre alle 14. A tutti una buona domenica e anche ad una buona festa della mamma.